Roberto Ennas, allenatore della Torres, 2-2 al quadrivio, insomma la squadra in trasferta tiene testa a tutti. Ma sicuramente, penso che chiunque oggi abbia assistito a una ottima partita di calcio tra due ottime squadre, probabilmente una partita da categoria superiore. Il risultato premia i nostri sforzi, abbiamo dovuto rimontare 2 volte lo svantaggio, ma se devo essere sincero ai ragazzi nella fine della partita li ho rimproverati dicendo che avevamo perso 2 punti perché avevamo quasi la partita in mano e ci mancava solo l'episodio della scintilla per portare a casa i 3 punti. Ecco, il nuovo arrivato, il regista che tanto aspettavate, ovviamente avrà bisogno di tempo di integrarsi con la squadra, comunque è sembrato un giocatore che insomma testa alta, che apre il gioco, quell'uomo che vi dà i ritmi a centrocampo. Esatto, hai detto bene, l'uomo che ci dà i ritmi a centrocampo, un pochino in difficoltà, lui come tutta la squadra, il gol loro è stata un pochino la scintilla che ci ha fatto guadagnare i 20 metri di campo. Abbiamo finito in crescendo il primo tempo dove abbiamo rimontato lo svantaggio e abbiamo rischiato a più riprese di chiudere il primo tempo in vantaggio. Ecco, nella ripresa si è avuta la sensazione che insomma, puntando su Calao sulla fascia destra con i tagli si potesse veramente creare quelle occasioni propizie poi appunto per vincere la partita. È stato qualcosa che avete studiato in settimana? Beh, conoscevamo un pochino le potenzialità della Nuorese e qualche piccolo punto debole, ecco, cercavamo di sorprenderli sulla rapidità, sulle ripartenze e a tratti ci siamo riusciti, anche se devo essere sincero abbiamo trovato di fronte un'ottima squadra molto ben organizzata che sicuramente dirà la sua da qui al proseguo del campionato. Ecco, lì è partito con Chierchi a supporto in tribuna, poi nel secondo tempo l'ingresso di Ferreira ha dato ovviamente più peso all'attacco. Secondo lei qual è la formula che insomma, può andare meglio in trasferta? Ma direi che non mi piace sciorinare numeri 4-4-2, 4-3-1-2, io cerco di mettere in campo la squadra in base a quello che ho a disposizione. Come hai detto tu abbiamo iniziato con Cherchi a ridosso della prima punta, poi l'ho spostato sull'esterno, ho invertito spesso gli esterni, mi piace cambiare modulo in base a come si sviluppa la partita. Ecco, non credo di essere nessuno per fare questo genere di cose, cerco di leggere al meglio la partita ed è portare i giusti correttivi se ce n'è bisogno. Ecco, adesso cosa vi servirà invece per avere una maggiore continuità in casa dove avete un po' sofferto, anche l'ultima partita con Carboni è stata riacciuffata all'ultimo? Ci manca il risultato e la vittoria in casa, stiamo crescendo settimana dopo settimana sia a livello di condizione fisica e mentale che anche a livello di risultati. Adesso ci manca il risultato in casa, il risultato pieno, anche domenica giocheremo a porte chiuse, non avremo l'apporto del nostro pubblico che anche oggi è stato incommiabile, veramente, una nota di merito. Veramente io lo ripeto a più riprese che loro per noi sono la forza in più da qui alla fine del campionato. Con prestazioni come quella di oggi ce li tiriamo sicuramente dalla nostra parte e la nostra promessa è quella che da qui alla fine di giocarci alla morte partita dopo partita. Magari chiedete di giocarci in trasferta, visto che così il pubblico può venire ad aiutarvi. Speriamo, però speriamo anche di vincere qualcuna e non insomma, certo. Di portare a casa solamente un punticino. Benissimo, noi ringraziamo Roberto Ennas, mister della Torres, ovviamente complimenti per questo pareggio a Nuoro che ovviamente è un risultato di prestigio per voi e soprattutto per la dimostrazione di solidità che la squadra ha dato in questa difficile gara in terra nuorese. Grazie a voi e speriamo bene che insomma, oggi inizia il campionato della Torres. Grazie a mister Ennas, ancora in bocca al lupo. Grazie. Eccoci con Paolo Tribuna, bomber della Torres. Allora, oggi si vive una prova di orgoglio da parte della squadra, è arrivato il risultato, insomma, e poi naturalmente è arrivato il gol per te che è a coronamento di una buona prestazione. Oggi è andata bene, abbiamo giocato bene, non era facile recuperare sempre il svantaggio. Alla fine si è vista una grande prestazione, una grande squadra. Dobbiamo crederci perché siamo un'ottima squadra che non si può permettere di stare giù in quella classifica dove siamo. Ecco, si dice che i giocatori fisicamente prestanti entrino in forma a stagione inoltrata, con voi pian piano state trovando il feeling con il gol. Insomma, adesso aspettiamo ovviamente che Ferreira, anche lui, abbia la possibilità di esprimersi nel reparto offensivo. Tra l'altro nel secondo tempo avete giocato insieme, come ti sei trovato con lui e con Alessandro? No, alla fine con Ferreira mi trovo bene, alla fine è un buon giocatore, alla fine tra bravi giocatori ci capiamo, solo che dobbiamo trovare un equilibrio di squadra perché avendo 2 attaccanti e 2 ali che spingono non è facile tenere la squadra ordinata e corta. Ci vuole un po' di tempo per entrare in forma tutti e giocare con questi 4 attaccanti avanti. Certo.
Ecco, a questo punto il vostro obiettivo stagionale resta i playoff oppure anche per il primo posto potete dire la vostra? Noi l'obiettivo nostro è fare un grande campionato, arrivare nei primi 5. Ci proviamo, ancora è presto. Un messaggio ai tifosi che anche oggi sono stati il 12° uomo in campo, un pareggio dedicato a loro che sono venuti a Nuoro, tra l'altro con misure di sicurezza eccezionali, poi voi avete premiato con le maglie, no? Sì, alla fine sono dei grandi, alla fine ci seguono, vengono pure in casa, fuori, e dobbiamo lottare per loro, per noi e per la dirigenza, e così si fa un bel campionato. Certo. E dicevo, noi ringraziamo Paolo Tribuna, un grande bocca al lupo a te per questa stagione, speriamo che segni tanti gol importanti come quello di oggi. Speriamo.